Ciao, sono Elena, volontaria dell'associazione Un Sorriso in Più e svolgo la mia attività presso la casa di riposo Bellaria da Piano Gentile. Sono in compagnia, come vedete, della mia cagnolina Brenda e mentre aspettiamo insomma che questo periodo diventi solo un brutto ricordo e spero di vedervi presto, ho pensato di registrarvi questo breve video. Infatti in questo periodo durante il quale non ho potuto venire a trovarvi, ho pensato davvero tanto a voi e avevo molta voglia di chiacchierare con voi. Mi siete venuti in mente così spesso che durante le passeggiate nel bosco ho visto alcune piante, delle erbe selvatiche e ho pensato che mostrandovele vi avrebbero ricordato momenti della vostra vita in cui le avete usate sia come rimedi naturali che come ingredienti nella vostra cucina. Adesso durante la mia passeggiata vi mostrerò alcune di queste piante. Ecco, ad esempio, qui c'è un vigneto che sicuramente vi riaffiora dei ricordi e sapete che dall'uva si può ricavare il vino e volevo raccontarvi che anche i miei nipoti, mentre studiavano per guadagnare qualche soldo, sono andati a fare la vendemmia, a raccogliere l'uva, la mettevano nei tini e si sono divertiti molto. A proposito di vino, voglio leggervi una frase che ho trovato e che mi è piaciuta molto. I nonni sono proprio come un ottimo calice di vino, ci viziano, ci coccolano e ci insegnano, e come ogni buon calice vanno goduti fino in fondo, senza fretta, ma con la voglia di scoprire ogni giorno una nuova essenza. Volevo mostrarvi un albero di ciliegio, poi in questo altro angolo c'è un albero di nocciole, l'albero di mele e un albero di fichi che quest'anno sono dolcissimi. Vi mostro anche un campo di grano che vi porterà indietro nel tempo. Mia nonna mi raccontava che dopo la raccolta vi sedevate magari in cerchio a togliere le foglie dalla pannocchia e poi i grani di mais, magari intonando anche un canto popolare. E come sapete, dalla macinazione del grano turco si ottiene la farina con la quale si producono il pane, pasta, biscotti e torte. Insieme alla mia Brenda volevo farvi vedere un'ultima cosa, le balle di fieno che sempre mia nonna mi raccontava che ai suoi tempi lei raccoglieva il fieno con il gerlo, ve lo ricordate? È una cesta di vimini intrecciata a forma di cono rovesciato, è munita di 2 cinghie proprio per essere portata sulle spalle e appunto usata per trasportare il fieno o materiali vari. Al giorno d'oggi ci sono delle attrezzature molto più moderne e che permettono anche di fare molta meno fatica. Ecco, speriamo che questo diretto nel bosco insieme a me e a Brenda vi abbia fatto piacere e spero anche che sono riuscita a farvi viaggiare nei vostri ricordi
di potervi rivedere presto, e in modo che anche voi potete raccontarmi tanti trucchetti e rimedi naturali e tante gustose ricette di tutti questi frutti e piante che vi ho mostrato oggi. Vi mando un grosso abbraccio e alla prossima.